Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, lo strabismo del mainstream è qualcosa di sistematico, agisce a ogni livello, l'abbiamo visto in azione in queste settimane a proposito della politica internazionale, della pace di Trump che proprio non gli va giù, e del racconto strabico su per esempio chi sta uccidendo davvero in questo momento i civili palestinesi, e lo stesso strabismo e capovolgimento sistematico del mainstream lo vedi all'opera più nel piccolo, ma è un piccolo che ci riguarda direttamente, nella cronaca politica italiana, che negli ultimi giorni si è intrattenuta, salvo rare eccezioni, a dipingere per esempio la Lega come un partito estremista, come un partito nell'angolo, come un partito, una sorta di protesi bizzarra, no, dell'agone politico italiano, quando la Lega, e nessuno lo sa meglio della nostra comunità di ascoltatori, nasce proprio costituzionalmente come partito di governo, nel senso che ha nell'azione trasformativa dell'esistente la propria ragion d'essere, nel cambiamento dello status quo sui territori, al governo nazionale, per costruire un paese più libero, plurale e a misura di cittadini, la sua ragione sociale. Quindi, come dire, il contrario di questa caricatura come quattro estremisti al bar, no? Ovviamente il gancio della caricatura è stata la performance assolutamente negativa, è cronaca, non distoglieremo mai noi lo sguardo dalla cronaca in Toscana, dovuta anche, se non soprattutto, alla illusione di autosufficienza che a giudizio di chi vi parla nessuno può coltivare, nemmeno il generale Vannacci, le cui battaglie anti-woke, contro il politicamente corretto, per l'identità europea occidentale noi stimiamo e rilanciamo quotidianamente, ma nemmeno lui può coltivare questa illusione di autosufficienza. Può essere invece un formidabile valore aggiunto, come si è visto alle elezioni europee, che non è che erano in un'altra era, ma non può esaurire l'intero, perché la Lega è costituzionalmente un progetto plurale e appunto di governo e di trasformazione virtuosa dell'esistente. E in questo senso stanno accadendo due cose, due colpi, diciamo, di Lega vera, che contraddice la caricatura, anche questi nel giro di poche ore. Il primo ha a che fare col governo nazionale, con la manovra che sta camminando, devo dire al momento con meno intoppi del solito, del consueto iter delle manovre. Perché cito la manovra? Perché è chiaramente molto connotata dalle storiche battaglie, dagli storici obiettivi, anche dalle storiche istanze che parlano ai segmenti che la Lega ha sempre rappresentato nella sua azione politica. Anzitutto, questo è dimostrato plasticamente dalla pace fiscale, che riguarda 15 milioni di italiani, che riguarda contribuenti che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, quindi non biechi evasori multimiliardari, quelli lasciati sempre in pace dalle sinistre, per capirci, ma piccoli imprenditori, professionisti, che hanno questi ultimi anni segnati da svariate crisi, spesso dovuto scegliere drammaticamente se pagare i dipendenti o chiudere, se pagare lo Stato o i dipendenti, se insomma hanno dovuto fare scelte drammatiche per delle crisi di liquidità. E questa pace fiscale reintroduce un rapporto non ostile tra fisco e contribuente onesto in difficoltà. Questa è proprio, come dire, c'è il timbro Lega proprio a monte su questo provvedimento. C'è poi l'azione sul ceto medio, storico interlocutore privilegiato della Lega e del centrodestra, con un alleggerimento sensibile nelle condizioni date, cioè si va oltre l'operazione sul cuneo fiscale lodevolissima per i ceti bassi, si tenta un'operazione strutturale, parziale ma salutare sul ceto medio. Anche questo è un colpo di governo, proprio di governo, diciamo, sì, liberale. C'è la questione delle banche, poi fortemente voluta dalla Lega, e anche questa assolutamente inappuntabile da un punto di vista della visione, nel senso che sì, le banche hanno fatto in questi anni mega profitti non figli del mercato, perché se fosse così io sarei il primo a inorridire, diciamo, di fronte all'idea di toccare dei profitti figli del libero mercato e del libero merito, ma dei profitti figli di decisioni
politiche tecnocratiche, di azioni sui tassi di interesse fatte dai funzionari a Bruxelles, oppure esito del rating positivo che le agenzie hanno dato frutto dell'azione di governo. E quindi insomma, se devo prendere delle risorse le prendo sì lì e non dall'impresa o dal lavoro o dalle tasche degli italiani. E c'è poi il superammortamento per le imprese, c'è poi la revisione dell'ISEE che elimina il valore della prima casa fino a 100.000 euro, insomma tutte azioni di governo molto a impronta Lega. E poi c'è stato ovviamente ieri il lancio della campagna elettorale in Veneto. E lì, come dire, disfatta del mainstream, perché ci avevano detto che c'era la tensione, c'erano due leghe che al congresso di Firenze non si sono mai viste, perché Zaia è stato forse il principale sponsor della conferma di Salvini. Zaia ha annunciato: sarò capolista in tutte le province, sarà un problema per qualcuno. Quindi non si riferisce alla Lega, evidentemente, si riferisce a chi, diamo un nome e cognome, Fratelli d'Italia, non ha concesso il terzo mandato perché, come dire, per ragionamenti che hanno più a che fare con la tattica politica che con l'apprezzamento del buon governo. Sì, in Veneto la Lega riparte da una sua caratteristica costitutiva, il buon governo, riconosciuto da chiunque, con un candidato, Stefani, giovane. Salvini oggi giustamente dice al Tempo: c'è chi fa retorica coi giovani, magari all'aperitivo radical chic, e chi invece i giovani che si sono forgiati nel merito li candida alla guida di una delle regioni più importanti del paese. E quindi insomma, in poche ore, 2 colpi di Lega vera contro la caricatura. E sì, per tutti noi è un'ottima notizia. Grazie a tutti. Vi devo avvisare che oggi per questioni personali ineludibili non può essere con noi il direttore Vittorio Feltri, come ogni giovedì, che ovviamente vi saluta tutti. Vi lascio alla programmazione successiva.